Bentornati, la scatola della mente, la puntata, rubriche culturali di Ascolto Live è tornata e siamo addirittura d'arrivo con quest'estate incredibile, incredibilmente problematica, piena di problemi, piena di sole, di caldo e piena di rogne dovute a una scellerata situazione che stiamo vivendo e che ci sta impedendo di godere in maniera adeguata delle nostre libertà, già vituperate in maniera importante in questo periodo della storia. Oggi questa puntata è a metà strada tra la scatola della mente e Rockall, una vecchia reminiscenza delle nostre mitiche puntate sulle band locali, ma è anche una puntata in cui si parla di cultura, di pubblicazioni, di situazioni. È una puntata ibrida, ci sarà musica, ci sarà cultura, ci sarà anche e soprattutto un ospite, vecchio amico di Rete Ascolto Live, che è tornato qua e datemi retta a un diavolo per capello. E non solo, è anche con noi per raccontarci le ultime avventure editoriali e musicali del progetto che sta portando avanti con molto entusiasmo e con tanta lena. È con noi di nuovo, grazie mille di essere qua di nuovo con noi, Igor Stravi Paz Lampis. Ciao. Oh, grande Igor. Grazie, come se è sempre un piacere tornare a fare. È un piacere riaverti qua ogni volta, Igor. Che figata. Finalmente. Finalmente ogni volta siamo qua a divertirci e a parlare delle cose che ci interessano, perché sono le cose che ci aiutano e ci fanno divertire, ma che in questo caso ci fanno anche parecchio incazzare. Caro Igor, oggi veramente, se mi dai un secondo faccio una cosa. Attivo il video, perché abbiamo anche questa puntata in video con il nostro amico Igor. Igor, allora, stiamo affrontando una situazione a dir poco folle, irrazionale, o forse stiamo semplicemente guardando il compiersi di uno scellerato disegno. Covid. Cosa ci tocca vivere, Igor? Intanto come stai, tanto per cominciare? Ma bene, dai. Compatibilmente con le circostanze, ovviamente. Sì. Io vorrei farti questa domanda, ma so già la risposta. Dimmi. Come hai vissuto questo lockdown? Come l'ho vissuto? Esatto. Sai già la risposta. Ma voglio sentire la tua viva voce. Ma parliamo di musica. Dai. No, Igor, io ti ho visto, diciamo così, lanciarti in veementi strali e polemiche durante questo periodo, perché avevi una voce dentro, un daimon che ti diceva non stare zitto, parla, non puoi tacere. Sì, è vero che quella voce mi ha spinto a fare determinate scelte, comunque a dire determinate cose e poi anche ad assumere le responsabilità di quello che ha detto, che comunque rivendico tuttora, quindi di quello che ho detto a partire dall'inizio di marzo non rinnego niente, e questo si capisce anche dalle canzoni che ho pubblicato in questo periodo. La prima appunto l'ho scritta forse l'8 al 9 marzo, comunque l'ho pubblicata, magari dopo la sentiamo. Certo, volentieri, molto volentieri. Sì, solo che poi cosa è successo? Ho capito che è quasi come se ci fossero due squadre da tifare, per cui è come se le squadre poi fossero già fatte. Già fatte, sì. Quindi è difficile anche esprimere certe opinioni, soprattutto quando riguardano, almeno da quello che mi è sembrato di capire, la minoranza, per cui è difficile esprimere un concetto, un pensiero, un'opinione comunque diversa da quella che è la massa, quindi da quello che in questo caso viene definito il pensiero unico dominante. Sì. Quindi sembra anche un po', non lo so, inutile discuterne, nel senso che poi le persone che la pensano, cioè che hanno una certa opinione, è già formata, ce l'hanno, non sarò io a fargliela cambiare, naturalmente non saranno loro a fare cambiare la mia. L'unica cosa è che comunicare in questo modo mi è servito soprattutto per capire quali sono le persone che in un certo modo la pensano come me, e con quelle persone naturalmente il rapporto è diventato più forte,
perché se ti accorgi che in una situazione del genere hai delle persone che la pensano come te, questo ti spinge a creare un legame più forte, a confidarti, soprattutto al di fuori di quello che è il mondo dei social network. Certo. Quindi a parlare, a discutere in maniera costruttiva e anche interessante nella realtà. Con molti altri questa cosa non è possibile, molte persone purtroppo poi si perdono anche strada facendo, però alla fine questo è quello che dobbiamo mettere in gioco, cioè lo mettiamo in conto. Certo. Io lo sapevo che ho fatto bene a farti questa domanda, perché già siamo entrati in una fase bellissima della trasmissione, le riflessioni. E non abbiamo ancora detto niente. Esatto, quindi siamo già alla grande, già cominciando alla grande, mi piace. No, prego. No, dico, non abbiamo detto niente perché io voglio rilassarmi prima di contare sino a 10, quindi prima di incazzarmi e di dire qualsiasi cosa voglio pensarci bene, perché tanto anche incazzarsi, sì, magari sul momento ti dà un sollievo che dici ho detto questa cosa, poi dopo però ci devi convivere una serie di problematiche, invece alla fine sarebbe meglio, ed è quello che sto cercando di fare, ma non negli ultimi mesi, da una vita che sto cercando di essere più calmo, più rilassato e comunque di esprimere anche le opinioni in maniera pacifica. Poi molte volte questo non ti riesce. A chi lo dici? Per cui mi sono reso conto che ultimamente sia questa parte così di me un po' agguerrita sta venendo fuori, forse, accetto anche questo. Ma forse era ora che magari lasciassi andare la sua parte combattiva, ecco, perché no? Forse è arrivato il momento di combattere, chi lo sa, perché il cappio si sta stringendo a un punto tale che ti stanno costringendo a combattere, perché ad un certo punto ci metteranno o vorranno metterci con le spalle al muro, quindi che faremo? O ci arrendiamo o combattiamo. Certo, ognuno di noi deve trovare il proprio modo per combattere, per reagire, altrimenti è una guerra che stiamo perdendo tutti, non solo noi. No, sono d'accordo con te. Abbiamo certe idee. Abbiamo certe idee e dobbiamo combattere per certe idee. Ognuno di noi combatte come può. Tu combatti con la musica, io combatto con la comunicazione. Sì, io combatto con la musica. Con la poesia, con la letteratura. Con le armi che ho a disposizione in questo momento. Se avessi altre armi, magari combatterei con altre armi, non lo so. Esatto, è quello che dico anch'io, Infatti questo ci accomuna, infatti sei qua a parlare e io siamo messi a condividere il tuo pensiero. Quindi... Però intanto hai ragione tu, diamo dato un po' di spazio alla musica perché merita, quindi adesso magari questa puntata ci dà la possibilità di ascoltare un pezzo che hai composto, che avete composto, tu Igor, voi Panchillonis, in questo ultimo periodo. Quindi diamo spazio alla musica. Che ci proponi di bello? Vorrei iniziare, prima di presentare il pezzo dei Panchillonis, un pezzo mio. Certo. Che ho scritto ai primi di marzo. Benissimo. Proprio a inizio come la chiamiamo? Lockdown? Serrata, lockdown, prigionia, segregazione, come la vuoi chiamare? Io le ho sempre definite delle arresti domiciliari. Arresti domiciliari, va benissimo. Direi proprio di sì. Proprio i primi giorni di questi arresti domiciliari, o comunque come vogliamo definire. Azzeccato. Perché già da subito sono rimasto molto, molto infastidito dall'entusiasmo, dall'ottimismo che vedevo intorno, non capivo cosa fosse, cioè perché tutti accettassero così contenti di starsene a casa. Sì, senza una minima punto di vista critico. Esatto. Ho odiato no, non voglio usare questo termine, però mi hanno infastidito molto i cantanti da balcone che non ho mai sopportato dal primo giorno, è una cosa che ho trovato inutile da subito, questa festa sui balconi a cantare di che cosa? Andrà tutto bene. Andrà tutto bene, una frase che penso che non userò mai più in vita mia. Bisogna trovare qualche magari usare più parole, smettere con queste formule idiote. Sì, questi slogan, andrà tutto bene, ce la faremo. Cose che proprio mi facevano ribollire il sangue nelle vene, perché non solo mi risuonavano strane dall'inizio.
da subito. Qualcun altro l'ha capito dopo. Tanto meglio, per carità. Alcuni trovano che sia stata una cosa bella, riscoprire i balconi e rivivere i balconi, cioè una serie di stronzate che comunque Esatto. hanno cercato di metterci in testa, e molti ci sono cascati, secondo me. Poi magari posso anche sbagliare, però questo No, dal mio punto di vista non sbagli per niente, sei benissimo. Il mio punto di vista. Per cui ho composto questa canzone, appunto, che si intitola Ti porterò a Cerreto Alpi. Cerreto Alpi è un piccolo paese dove vive Giovanni Lindo Ferretti, il cantante. Però Sì, ormai si chiamano PGR, prima si chiamano CSI, prima ancora CSI, PGR, adesso penso che non esista più nessuno di quei progetti. Però lui è sempre stato una persona, un artista che ho sempre apprezzato, comunque, anche perché direi ha sempre detto quello che pensava, fregandosene di avere il consenso, di avere l'approvazione della gente. Stiamo parlando di questo. Certamente. E quindi l'ho sempre apprezzato. E allora, in quei giorni dove tutti cantavano sui balconi e dove tutti riscoprivano l'amore per la lettura, o l'amore, non lo so, pure riscoprire dedicarsi il proprio tempo, queste cose qui che secondo me uno poteva fare tranquillamente anche prima. Esatto. Non c'era bisogno di essere agli arresti domiciliari per riscoprire questa cosa, e quindi ho scritto questa canzone dove immaginavo che alla fine di tutto questo casino avrei portato una persona amata a vedere Cerreto Alpi, e quindi questa esperienza quasi mistica. E il testo invece tratta, a parte questa parte qui un po' poetica che riguarda Giovanni Lindo Ferretti, riguarda appunto tutte le cose che io non ho capito, oppure che non mi tornavano, cioè non facevano parte del mio essere, di quello che pensavo, ossia quello che ti ho già detto: essere tutti felici e contenti a casa senza mettere in dubbio nulla di quello che si stava facendo e senza porsi delle domande. Certo. Tra l'altro poi proprio oggi è uscito anche il singolo di Giovanni Lindo Ferretti. Io devo dire che apprezzo anche quest'ultimo lavoro che ha fatto, quindi vedi, un po' tutto alla fine torna. Hai visto, bellissimo. Quindi questo è un omaggio che poi alla fine si connette anche alle ultime uscite musicali di questo artista iconico per quanto mi riguarda per la musica italiana. Ti porterò a Cerreto Alpi, quindi paesino così suggestivo. Igor Lampis con noi oggi, produzioni musicali, letterarie, ma soprattutto idee in libertà, soprattutto in libertà. Bruciate la mascherina. A dopo il pezzo. Mi dispiace che per te questa prigionia non sia un'opportunità per capire quanto è bella la lettura, perché tu la amavi già. Mi dispiace che per te questa prigionia non sia un'opportunità per guardarti dentro, perché tu lo facevi già. Ma ti prometto che io ti prometto che io ti prometto che ti porterò a Cerreto Alpi, dove sta Giovanni Ferretti. Lo so che ha i suoi difetti, ma faremmo dei discorsi alti. Ti porterò a Cerreto Alpi, dove sta Giovanni Ferretti. Lo so che ha i suoi difetti, ma faremmo dei discorsi alti. Forse ti farò incazzare se ti dico che uscirei. Se non fossi obbligato a restare, io lo farei. Forse ti farò incazzare se ti dico che per me gli infermieri sono solo vittime, non sono eroi.
ma ti prometto che quando questa merda finirà, io ti prometto che ti porterò a Cerreto Alpi, dove sta Giovanni Ferretti. Lo so che ha i suoi difetti, ma faremo dei discorsi alti. Ti porterò a Cerreto Alpi, dove sta Giovanni Ferretti. Lo so che ha i suoi difetti, ma faremo dei discorsi alti. E ti bacerò la faccia e ti riempio di saliva senza aver paura di essere condizionato. E ti bacerò la faccia e ti riempio di saliva senza aver paura di essere condizionato. Paura che non ho neanche adesso. Mi raccomando, state a casa. Ti porterò a Cerreto Alpi, Igor Lampis, questa puntata della Scatola della Mente, a metà strada tra Scatola e Rockall, quindi un po' di musica, un po' di letteratura, tante idee, tanta libertà e il desiderio impellente, che posso dire, di essere positivi. Ma non positivi in quel senso lì, positivi in un altro senso. Siamo tutti asintomatici, ma la stronzaggine e la dittatura sono brutte malattie. Molto brutte, e per quelle il vaccino forse non resisterà mai del tutto. Bisogna curarle con delle terapie d'urto, caro Igor, molto d'urto. Bel pezzo, comunque complimenti, come al solito penna fine, chitarra altrettanto fine, e anche la mente non è male, sì, assolutamente sì, e comunque belle idee, soprattutto bei cazzottoni all'idea, molto interessante, molto interessante. Grazie. Si parlava di bruciare le mascherine, ecco, non noti che c'è una orribile tendenza ad accettare con una grande gioia una forma di schiavitù. Stiamo diventando schiavi volontari. C'è un'incredibile tendenza delle persone ad amare quasi le catene. Perché secondo te sta succedendo tutto ciò? Perché siamo diventati così? Cosa ci è successo? Ma io penso che in generale, a parte questo caso che poi, ripeto, cioè esprimersi in un certo modo poi comunque non è che porta a quel tuo mulino, per cui magari se tu dici a una persona che usa la mascherina che è uno schiavo, quello non ti ascolta neanche. Magari bisognerebbe trovare degli altri metodi, no? Per cercare di aprire un varco, comunque certo, è difficilissimo, perché se uno ha già quelle idee è difficile che cambi, però io penso che è facile diventare schiavi dal momento in cui si crea una paura nella gente, per cui dopo che la gente vive una paura è più facile soggiogarla, anche per questioni cosiddette di sicurezza, accettano tutto, non si rendono conto che poi la catena diventa sempre più corta e la cella sempre più piccola. Esatto. Quindi il fatto di accettare tutto questo senza avere nessun dubbio può essere dettato anche dalla paura. La paura, la dimensione della paura. Ora, io so per certo che tu paura in questo periodo non hai avuto neanche per un momento. Io neppure. O siamo noi temerari o c'è qualcosa che non va. Perché non abbiamo avuto paura secondo te? Io so perché non ho avuto paura, te lo dico molto sinceramente, perché ho imparato a utilizzare il sapere in maniera critica e ho studiato, mi sono informato e ho capito che questa malattia non era così letale come sembrava, per il semplice fatto che era agevole capire attraverso l'ascolto di specialisti, pensatori, gente comunque del mestiere, che questa malattia non era così letale a meno che non fossi in certe condizioni. Sì. E quindi non ci siamo fatti distrarre dalla campagna mediatica martellante che indicava questa malattia come la peste del XXI secolo. Ma che ci è successo? Perché siamo stati così? Siamo stati più intelligenti noi o siamo solo stati più attenti? Allora, adesso dire che siamo stati più intelligenti appunto, è esagerato. Non esagerato, è ancora troppo presto. Ah, perfetto. Spero. Beh, sono passati no, diciamo che 6 mesi. Sì, però adesso è ancora troppo presto perché ancora molti non la pensano, non la pensano così. Anche se ora è più facile
vedere che effettivamente questa malattia non è così letale come ci è stata descritta, no? Gli ospedali fortunatamente non sono al collasso, in questo periodo erano state ipotizzate 250.000 persone in terapia intensiva, oggi forse ce ne sono 3, 4, ce ne sono 60 in tutta Italia. In tutta Italia forse un po' di più, forse 70, ma sono numeri, esagerando, sì. numeri gestibili. In Sardegna ce ne sono 2, penso. E quindi io non ho mai avuto paura, forse semplicemente perché prima di tutto penso che sia la cosa fondamentale, è da forse 20 anni che non accendo la televisione, per cui non sono stato martellato da questo. Tanto, e questo già è qualcosa di interessante, ecco. E poi perché negli anni comunque sono sempre stato molto curioso, non mi sono mai fidato ciecamente delle versioni ufficiali, per cui sono sempre andato un po' a scavare, certo, a cercare informazioni alternative, per cui, e poi comunque anche a valutare i numeri, perché anche i numeri sono importanti, certo, in situazioni del genere. Poi è vero che, ripeto, quando si trattano certi argomenti è difficilissimo avere un confronto, perché se non sei virologo non puoi parlare, se non sei medico non puoi parlare, se non sei scienziato non puoi parlare, quindi nessuno può parlare, nessuno può dire più niente. A quel punto anche se porti la macchina dal meccanico non puoi parlare perché non sei meccanico, esatto, quindi il meccanico può fare quello che vuole. Esattamente, tu devi stare zitto. Però non è detto, cioè il fatto di non essere uno scienziato vuol dire che poi uno non si può fare un'opinione andando a vedere diversi punti di vista, perché non ce n'è uno solo, cioè certo, neanche gli scienziati sono d'accordo tra di loro, c'è chi dice A, c'è chi dice B. Poi uno deve, secondo la propria coscienza, oppure la propria, non lo so, il proprio modo di pensare, si fa un'idea. Quello che penso io sia la verità si avvicina più ad A o a B, è lì. E io ho deciso che si avvicina più a B, perché i numeri dicevano quello. Esatto. Poi un altro discorso anche Concordo. I numeri sì, non tornano con quello che ci è stato raccontato. Poi nessuno mette in dubbio, e questa è un'altra cosa fondamentale, che ci siano stati tanti morti, questo nessuno lo mette in dubbio, nessuno mette in dubbio che ci sia stato un problema, ma che quel problema non è stato risolto, perché tuttora non si sa perché c'è stato quel problema. Cioè, secondo me, non secondo me, poi alla fine, cioè, secondo me il fatto che ci siano stati all'inizio tanti morti, prima di tutto è che adesso rischio di dire qualcosa che non vorrei dire. Dai, ti vuoi liberati, tranquillo. No, perché effettivamente la cosa che molti non capiscono è che nessuno mette in dubbio che effettivamente ci sia un virus, i virus ci sono sempre stati, certo, no? Ovvio, sono sempre stati con noi. Noi abbiamo sempre convissuto, però non abbiamo mai smesso di vivere. Certo che no. E quindi il fatto che magari questo fosse qualcosa di nuovo, di poco conosciuto, comunque ha fatto sì che non si conoscessero bene neanche i provvedimenti da prendere. Ma ci sono stati, secondo me ci sono state delle scelte sbagliate, di una gestione sbagliata che può anche aver portato, diciamo, certo, a questi numeri così drammatici. Però ultimamente questo non succede più. Allora cosa vuol dire? Esatto. Che qualcosa è cambiato. Cos'è cambiato? Ma possono essere cambiate molte cose. Uno può essere cambiato che dopo diversi mesi si è capito che magari alcuni protocolli utilizzati per le cure erano errati, adesso se ne usano degli altri, oppure che, come dice qualcuno, che il virus poi si è indebolito, perché anche questo può succedere. Assolutamente. Poi, io ripeto, non sono virologo, però nemmeno io mi guardo intorno e vedo che la situazione è abbastanza tranquilla. Anche questi numeri che vengono sparati tutti i giorni, che parlano di contagi e di positivi, sono
creano allarmismo e fanno terrorismo senza motivazione, perché poi Certo. siamo tutti, come dire, cioè dovremmo essere tutti asintomatici a quel punto, perché magari anche noi che non lo sappiamo, che non abbiamo mai fatto. Tra l'altro poi non addentriamoci nella questione dei tamponi, perché ci sono... È pericolosa. Però dico anche, partendo dal presupposto che magari i tamponi dessero un risultato corretto al 100%, ma molti di noi aumentano il numero dei contagiati perché si fanno sempre più tamponi. Esattamente. Quindi, dico, anche noi potremmo essere positivi e non saperlo, però siamo sani, nel senso che siamo quello che chiamano con una parola orribile asintomatici, che sono i sani fondamentalmente. Sono i sani malati, secondo questa questa specie di neolingua assurda. Sì. Che un sano è sano, cioè hai la febbre? No. Hai il raffreddore? No. Tossici? No. Sei sano. Però ho capito. Sì. Però sei asintomatico. Che significa? Sono sano, finito. Una volta erano i sani. Ma sani. tra l'altro anche l'OMS, forse a giugno. Sì, a giugno, sì, se non sbaglio. Loro stessi hanno detto che gli asintomatici non è contagioso, quindi non si capisce perché si debba continuare con questa. Sì, poi 24 ore dopo ha detto no, forse siamo sbagliati. No, però se è così, niente, nessuno sa niente, esatto. Si vive sempre nel dubbio. Nel dubbio, allora perché mi devo preoccupare? Non sai nulla, quindi non sai se è grave se no. Per cui poi mi dici. No, ritornando al fatto della paura, comunque. Non ho mai avuto paura, fino a non averne. I motivi che ti hanno portato a non avere paura sono gli stessi che hanno portato al sottoscritto a non preoccuparsi più di tanto, perché in effetti dici, vabbè, se uno è sano, cioè una volta se mantieni uno stile di vita sano perché ti dovresti ammalare? Cioè questa malattia, infatti, non è che le malattie arrivano ai sani, le malattie arrivano alle persone che rischiano che sono magari predisposte ad ammalarsi. Cioè, un raffreddore può far ammalare uno che magari è un po' malfermo di salute, quindi non è proprio sano, e un'altra persona che magari è sana perché magari è sana, quindi resiste alle malattie. Certo. Quindi uno si mantiene in forma, è lineare, sì. Anche facendo dell'attività fisica, che poi vedi anche quella c'era stata. Assolutamente. Non mi risulta di decatleti o agonisti che siano arrivati in terapia intensiva con i polmoni distrutti, quindi non mi risulta affatto di persone comunque. Stai attento a quello che dici. Sì, lo so benissimo, tranquillo, perché direi no, perché in realtà trovati un decatleta agonista che è finito in terapia intensiva ed è morto. È molto complicata questa cosa. Allora io vorrei anche capire come mai a marzo, per esempio, c'era stato vietato di fare delle attività. Esatto, bravissimo Igor, sei arrivato lì. Anche quelle sono delle cose che mi risuonavano strane. Abbastanza, direi. Perché piuttosto che stare chiusi in casa, che è molto pericoloso. Sì, ma è pericoloso allo stesso modo, e può essere anche più dannoso, piuttosto che farsi una passeggiata all'aperto. Sono queste le cose che non mi quadrano, neanche a me. Non mi quadravano. Neanche a me. Però che molti accettavano come se fosse la cosa più naturale del mondo. Colpevolizzando le persone che avevano solo voglia di farlo, quindi colpevolizzando magari podisti, atleti, semplici persone che comunque che volevano un po' di aria fresca. Accidenti, un po' di sole e un po' di aria fresca, che sono le cose fondamentali della vita dell'uomo, cioè la possibilità di potersi muovere, di poter respirare anche una boccata d'aria, ridicolo, oltre che criminale per quanto mi riguarda. Comunque torniamo alla musica, va? Poi magari lanciamo qualche altra bomba a mano. Un altro bel pezzo a tema ce l'abbiamo, si deve proporre? Sì, abbiamo un altro bel pezzo fatto con la band, con i Panchilloni. Magnifico. Il testo è del maestro, quindi del cantante. Perfetto. E anche la musica. Io ho collaborato con alcune parti della musica, ho fatto tutti gli arrangiamenti. Ma mi ritrovo al 100% sul testo della canzone, per cui è come se l'avessi scritto anch'io. Bene, la titolo? Il titolo Ora pro Covid. Bellissimo. E ti assicuro che sono persone che pregherebbero, perché sono persone che tornerebbero volentieri in lockdown, quindi pregano perché magari torni, no? Il livello di idiozia collettiva. Vabbè. Ora pro Covid, Panchillonis tornano, ci fa molto piacere. Dopo torniamo, scatto della mente /Rocal, oggi con Igor Lampis, tornato con noi più forte che mai. A dopo. Per la
sicurezza credo che ucciderei. Rinuncerei alle feste e alle ambizioni dal DJ. Non voglio andare al mare, non voglio più scoppare, non voglio andare in chiesa, supportatemi la spesa, perché stando a casa io mi sento sicuro. Maledetta libertà al sapore di cianuro. Io non esco più e io non amo più, non studio, non lavoro, me lo ha detto la TV. E ascolto le parole di chi vuole il bene mio. Lo scienziato illuminato fa le veci del buon Dio, lo fa per il mio bene. Io gli darei anche un rene e adesso sono pronto, prendi i soldi anche dal conto. E andrà tutto bene, e andrà tutto meglio, chissà se lo ripenso quando dopo mi risveglio. E andrà tutto bene, e andrà tutto meglio, chissà se lo ripenso quando dopo mi risveglio. Ora Prokofiev, Datus Servus, let's sing in the balcony. Ora Prokofiev, Datus Servus, let's sing in the balcony. Non andrò più al bar, non coltiverò amicizie, sarà solo la TV a fornirmi le notizie, senza complotti né pensieri distorti, sarò sempre aggiornato sul conteggio dei morti. Voglio essere protetto, voglio stare al sicuro, toglietemi la porta, metteteci un muro, toglietemi l'estate, levatemi anche il sole, non mi serve una persona per scambiare due parole, carri armati e droni per sentirci protetti, violenza inusitata verso i soliti furbetti, chi fa una corsetta, chi porta a spasso i cani, chi va a prendere area e chi crede nel domani. E nessuna pietà per chi non sta al sicuro, non serve libertà ma solo pugno duro. E andrà tutto bene, e andrà tutto meglio, chissà se lo ripenso quando dopo mi risveglio. E andrà tutto bene, e andrà tutto meglio, chissà se lo ripenso quando dopo sono sveglio. Ora Datus Servus, let's sing in the balcony. Ora somnest ad sua, let's sing in the balcony. Andrà tutto bene, andrà tutto meglio, chissà se lo ripenso quando dopo mi risveglio. E andrà tutto bene, andrà tutto meglio, chissà se lo ripenso quando dopo sono sveglio. E andrà tutto bene, andrà tutto meglio, chissà se lo ripenso quando dopo mi risveglio. E andrà tutto bene, andrà tutto meglio, chissà se lo ripenso quando dopo sono sveglio. Andrà tutto bene, andrà tutto meglio, chissà se lo ripenso quando dopo sono sveglio. E andrà tutto bene, e andrà tutto meglio. Ora pro Covid, Punky Lonis, gradito ritorno di questa band veramente interessante, simpatica. C'è anche Pazuzu, c'è anche il video, c'è Pazuzu. C'è il video, sì, certo che c'è il Pazuzu. Ah, magnifico, il Pazuzu non può mancare mai. Testo di Ora, è molto interessante il testo di Ora pro Covid. Com'è nato il testo di Ora pro Covid? Allora, il testo, come ho detto, è stato scritto dal maestro, quindi da Alessio, sì, il cantante. Sì. Anzi, questa situazione ci ha dato l'opportunità di scrivere un nuovo brano con i Punky Lonis, perché eravamo fermi. Noi abbiamo continuato a fare dei live, ma a livello compositivo eravamo fermi dall'ultimo disco che abbiamo fatto, sì. Eclissi, sì. del 2014. Ah, grazie ancora per il vinile. Molto bello, grazie ancora per il vinile. Del 2014, per cui questa situazione ci ha dato l'opportunità per scrivere questo nuovo pezzo che, come tutti i pezzi dei Punky Lonis, naturalmente sono un po' critici verso la società in cui viviamo, e sono delle fotografie della realtà che viviamo, per cui in questo caso c'era la descrizione di tutta questa massa di persone che, come hai detto tu prima, sono felici a stare chiusi in casa e non mettono in dubbio niente di questa situazione, per cui una fotografia di quel tipo in maniera ironica di quei personaggi, certo, che hanno invaso i balconi con quei bei striscioni bellissimi, con le lenzuola e quei bei disegni arcobaleno. Esatto. Mi invade il turpiloquio. Perché mi invade il turpiloquio? Perché in quel periodo di disgraziatissima
di quei disgraziatissimi arresti domiciliari, ho dovuto fare i salti mortali per riuscire a ottemperare ai miei bisogni, insomma, soddisfare i miei bisogni affettivi, insomma, con la mia dolce metà ho dovuto fare i salti mortali per riuscire a incontrarla, quindi mezzo violando la quarantena ho dovuto fare dei salti mortali, quindi è odioso anche perché impedisce anche la soddisfazione di quei bisogni primari, capito? Quindi è veramente odioso. Certo, soprattutto se, se il distanziamento che ci viene richiesto non è quello fisico ma è quello sociale. Esatto. Allora, questo ti fa già capire che non stiamo parlando di un distanziamento fisico che può anche starci, sì. Però il distanziamento sociale è un'altra cosa. Esatto, è un termine orwelliano, direi, proprio da quel punto di vista non potrei definirlo altrimenti, creato apposta, perché in effetti come sì, perché anche mentalmente ti fa esatto. pensare che tu non devi avere nessun rapporto con le altre persone, quindi devi rimanere isolato, devi vedere quasi un nemico in quello che ti sta di fronte. Infatti non è raro che magari tu attraversi passeggi per strada e le persone che ti vengono di fronte cambiano direzione, si esatto. allontanano come se fossimo tutti degli appestati. E durante questo forse non ce lo togliamo più. Beh, allora io ho sempre l'esempio importante del nazismo, giusto per fare un esempio leggero, no? Così. Dopo la caduta del regime nazista, gli alleati intrapresero un'opera di denazificazione della Germania che doveva in qualche modo eliminare dalla cultura e dalla mente dei tedeschi quell'insieme di rituali, di elementi linguistici e comportamentali tipici del regime nazista. Quindi cercarono di deprogrammare. Sì. Ci deve essere la volontà di farlo e questa volontà deve partire dall'alto. Se dall'alto non sì. parte questa volontà è difficile. E infatti penso che affronteremo un periodo della storia simile alla seconda guerra mondiale, magari non con le bombe, ma sarà una guerra, penso, di un certo tipo, magari non sarà nucleare, sarà una guerra ibrida, forse sarà culturale, economica, cyber. Anche adesso che magari ti capita di incontrare un conoscente e ti saluta col gomito, cioè io questa cosa... No, io cioè, per fortuna io li ho proprio, cioè non ho avuto modo di incontrare persone così, ma per fortuna... Però capita, capito? Sì, quindi sì, questo ti fa capire che... Quei pochi che ho incontrato li ho fulminati, non ci provare nemmeno, dammi la mano, oppure non mi salutare, cioè o mi dai la mano o evita, mi dici ciao e basta, ma quelli timidi che non ti danno la mano ci stanno e mi va bene così, però che tu mi dia il gomito non lo posso sopportare, cioè, capito, quindi anche questo fa una scimmia maestrata, cioè sembrano scimmie ammaestrate certe volte. Lo dico io, Ghigo, non preoccuparti, mi prendo la responsabilità di quello che dico. Mi prendo la responsabilità di quello che dico, ci mancherebbe altro. Sì, no, ma sono d'accordo che siano delle stronzate che non hanno senso, poi le stiamo vivendo e in qualche modo non bisognerebbe farci l'abitudine. No, per niente, come bisogna farci l'abitudine. Però noi lo possiamo fare a partire cioè non possiamo far partire dall'alto e quindi disabituare le persone a atteggiamenti di questo tipo, ma nel nostro piccolo possiamo decidere di crearci un ambiente favorevole. Assolutamente. Quindi, sì, sicuramente. Spazi di sopravvivenza, mettiamolo così. Sì, penso che sia questa una delle prime cose che possiamo e forse dobbiamo fare. Nel senso che il mondo noi non lo cambiamo. Il mondo cambia, noi forse non lo cambiamo, ma facciamo parte del cambiamento, mettiamola così. Non è che noi un giorno ci svegliamo e cambiamo il mondo, facciamo parte di questo cambiamento in un modo o nell'altro. E può darsi che il nostro ruolo sia piccolo, che sia grande, dipende dalle circostanze storiche, però comunque noi partecipiamo al cambiamento, quindi certo. È uno stato che non può rimanere fisso e statico nella storia, perché comunque nessuno stato della storia, nessun periodo della storia è fisso e statico, cioè, i cambiamenti arrivano e cambiano, quindi poi comunque se facciamo il paragone con l'11 settembre, perché è un'altra data importante da dove è venuto dal fatto che ha cambiato in certa direzione la storia e il nostro modo di vivere, la differenza è che 20 anni prima non c'era la rete come c'è adesso, quindi non c'era quella capacità di informare e di creare coscienza che c'è adesso, certo, quindi è uno strumento importante, possiamo creare più coscienza, cambiare più teste. Un peso notevole il fatto che comunque siamo costantemente collegati, per cui è anche più facile imporre certe
Ma è anche più facile Verità. scoprire, criticare, fornire una versione alternativa. Anche, però tieni conto che comunque anche scoprire, fare anche informazione alternativa viene fatto sempre comunque con i mezzi che ci vengono messi a disposizione, Certo. da chi poi gestisce tutto, da chi manovra tutto, per cui anche questo è un controsenso, nel senso che noi utilizziamo per fare un tipo di informazione diversa, o comunque seguiamo un tipo di informazione diversa, utilizziamo gli stessi mezzi che ci vengono messi a disposizione da quel sistema che quell'informazione alternativa cerca di combattere, cioè è un controsenso, è quasi Sì, è vero. a vederci, cioè andare a vederci come dire, del marcio anche in questo. Può darsi che sia semplicemente una valvola di sfogo che serve al sistema appunto per dare la possibilità alle persone come noi di quasi di sfogarsi, però di stare sempre lì buone e calme, come ad esempio è stato qualche anno fa il movimento di Grillo di 5 Stelle, che era una valvola di sfogo, faceva le manifestazioni in piazza e poi tutto rimaneva come prima, anzi adesso l'hanno dimostrato che comunque loro erano bel esempio Igor, in effetti questo è un esempio molto calzante, perché in effetti dà proprio l'idea di qualcosa che viene programmato per essere utile al sistema, anche se apparentemente lo contesta. È un ottimo esempio e non mi sento di contestarlo. Certo è che nel frattempo però sono create anche altri tipi di movimento, altri tipi di in realtà, diciamo così, di informazione libera che non sfociano in un movimento politico, in una realtà politica. Alcune sì, altre no. Se ragioniamo, come dici tu, utilizzando quel metro, quindi pensando che ogni strumento di apparente contestazione sia in realtà uno strumento del sistema teso a incanalare il consenso verso qualcosa di non distruttivo, per il sistema ovviamente, allora potremo non uscirne mai. Se invece utilizziamo un po' di senso critico e cominciamo a sfruttare quegli strumenti per far sentire un po' la nostra voce, cercando veramente di avere una forma di un tentativo di cambiamento, allora qualcosa di costruttivo può arrivare. Sì, io penso che però deve per forza nascere dai mezzi che abbiamo a disposizione, ma poi la cosa si dovrebbe evolvere Certo. nei fatti, nella realtà. Assolutamente d'accordo con te. Non basta, quindi sì, l'informazione va bene, ci sta a parlare, ci sta a fare informazione, ci sta a dire quello che si pensa. Certo. Poi a un certo punto non basta più. No, mi sa non che basta più. Forse in questo momento non basta più, cioè se continuiamo così a parlare, a seguire quel tipo di informazione e continuiamo così all'infinito, effettivamente tutto resterà così com'è. Sono d'accordo con te, bisogna fare il passo successivo. Sì, bisognerebbe fare un passo successivo, nel senso che Attivarsi, iniziare a fare qualcosa che sia... Sì, ma come si è sempre fatto, scendere nelle piazze, incontrarsi realmente. Solo che è difficile, nel senso che poi già noi stiamo parlando già di diversi anni fa, le persone è difficile che scendano in piazza, è difficile che abbiano un senso critico, è difficile che abbiano degli ideali, è difficile che credano in qualcosa, per cui anche è molto più semplice tenerle chiuse in casa e stanno bene così. Finché non finiscono da mangiare. Sino a quando ci sono un po' di soldi, gli stipendi, e la gente comunque sta bene. Se sta bene, è lì il discorso. Molti stanno bene, nel senso sono convinti di stare bene, cioè si accontentano. È facile, quasi che, cioè è meno impegnativo prendere in mano la propria vita, prendere delle decisioni, farsi un'idea, informarsi. È più facile che qualcuno ti dica no, adesso tu stai a casa, fai quello che ti dico io, quindi tu sei tranquillo, quindi stai a casa tranquillo, fai quello che ti viene detto di fare senza avere responsabilità, no? Sì. Quindi io penso che a molti vada bene questo, perché magari erano insoddisfatti prima nella vita, invece adesso si sentono parte di qualcosa di buono, no? Siamo tutti diventati degli eroi da balcone, da divano, quindi mamma mia.
Quindi anche questo. I responsabili 2.0, una volta si chiamano fancazzisti, ora si chiamano responsabili. Capito? Quindi uno così si sente anche legittimato a non far niente, a starsene in casa, a sentirsi quasi un eroe, magari rimproverare quello che sta facendo una passeggiata in strada. Sì. Perché è successo anche questo. Sì, è successo anche di peggio, se per questo. È successo figurati. anche di peggio. Bene, senti Igor, diamo spazio a un bel pezzo musicale perché ne vale la pena. Sì, allora. Tranquillo che dopo possono, continuiamo. No? Sì, si possono mandare anche delle cover, perché ho fatto una cover. Dai, mandiamola. Questo era un pezzo divertente che appunto ho fatto per prendere in giro quelli che io definisco i cantanti da balcone, no? con la bandiera dell'Italia esposta. Certo. Quindi ho fatto un pezzo nel balcone di casa mia dove ho messo una bandiera dell'Italia e ho fatto una cover di un gruppo demenziale ma molto interessante che si chiama Zie Matitos, il gruppo. Ah, ok. E la canzone si intitola Porchetta, quindi una canzone molto demenziale che parla di un panino con la porchetta. Bellissimo, beh, me la voglio godere questa. Bellissimo. E il video nasce appunto da questa idea di prendere in giro questi eroi da balcone, quindi mi sono vestito da militare cercando di imitare Mussolini, ho fatto il discorso sul balcone con la folla sotto che acclamava questo dittatore. Bellissimo. Porchetta, quindi Igor Lampis alla grande, Stray Paz in divisa, così godetevelo e dopo torniamo questo puntatone bellissimo a metà strada tra la scatola e la mente rocal. È una puntata bomba e ci stiamo sfogando e ci piace, è bellissimo e ci auguriamo che vi sfoghiate anche voi. A dopo! Porchetta! 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 Di chi è questo panino con la porchetta? Porchetta! Porchetta! Porchetta, porco! Lino, mi tagli in due questo panino. Ah, minchia, porco! Lino, aggiungi un po' di maionese. Ah, minchia, porco! Lino, aggiungici un po' di ketchup. Ah, minchia, porco! Per colpa di qualcuno non si fa più credito a nessuno. Per colpa di qualcuno non si fa più credito a nessuno. Una volta consegnato non verrà più tagliato. Una volta consegnato non verrà più tagliato. Lino, ma tu hai studiato dei preti. Lino, mi tagli in due questo panino. Ah, minchia, porco! Lino, aggiungi un po' di maionese. Ah, minchia, porco! Lino, aggiungici un po' di ketchup. Ah, minchia, porco! Porchetta! 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 Di chi è questo panino con la porchetta? Porchetta! Porchetta! Porchetta, porco! Lino, mi tagli in due questo panino. Ah, minchia, porco! Lino, aggiungi un po' di maionese. Ah, minchia, porco! Lino, aggiungici un po' di ketchup. Ah, minchia, porco! Per colpa di qualcuno non si fa più credito a nessuno. Per colpa di qualcuno non si fa più credito a nessuno. Una volta consegnato non verrà più tagliato. Una volta consegnato non verrà più tagliato. Lino, ma tu hai studiato dei preti. Lino, mi tagli in due questo panino. Ah, minchia, porco! Lino, aggiungi un po' di maionese. Ah, minchia, porco! Lino, aggiungici un po' di ketchup. Ah, minchia, porco! Lino. Eccoci qua.
un bel panino con la porchetta ci stava proprio bene. Porchetta, quindi una cover, Zio Ematitos, eseguita magistralmente dal nostro caro Igor in un video particolare, dal balcone così, con la sua bella divisina, con la folla, il pubblico. Bababia Igor, bababia. Ora Igor, sinceramente, dunque, Porchetta, vabbè, la video è molto simpatico, la canzone è molto simpatica. Così te la faccio la domanda, ma tu te lo fai il vaccino? Mi vuoi incastrare con questa domanda? Ovviamente, secondo te mi perdo l'occasione. Allora, è una domanda provocatoria la mia, ovviamente, no, chiaro. È ironica. Io ho avuto modo di informarmi anche con degli amici, comunque anche esperti che conoscono, certo. Studiosi. Certo. Quindi aspetta, volevo dire, studiosi nel senso che sono del mestiere, quindi sono biologi, medici. Sì, medici. Ok. E molti mi dicono che in questo caso non sia necessario, cioè non abbia nessun senso, ma tra l'altro lo dicevano anche quelli Burioni o comunque anche Burioni, apro una parentesi caro Igor, Burioni ha affermato che il vaccino antinfluenzale è uno dei meno efficaci in assoluto e l'ha fatto durante una puntata di Mixer con Giovanni Minori. Sì, quindi loro sono stati i primi a dire che non aveva molto senso, che era comunque difficilissimo, cioè non sono molto affidabili, esatto. Forse si rischia comunque lo stesso di almeno per un 50% di beccarsela lo stesso, anche perché i ceppi comunque sono diversi, ce ne sono tanti. Certo, ovvio. Quindi se non sarò proprio obbligato, non lo farò, nel senso... anche se io fosse... Ti dico la verità Igor, anche se dovesse essere obbligatorio non lo farei farò comunque. Di tutto, certo. Eviterei di farlo a prescindere perché comunque sia per me è una questione di libertà personale. Cioè. No, chiaro, sono d'accordo con te, però sai, se ti mettono nelle condizioni che se non lo fai poi... che non puoi prendere un aereo, non puoi andare al lavoro, non puoi spostarti, allora lì che fai? Sì, fino a quando si può combattere, si combatte, certo sono d'accordo con te. Siccome qui, se non ho capito male, cioè, l'intento è quello di imporlo e quindi di obbligarlo, faranno di tutto per... Poi dipende anche da noi, cioè dipende anche certo. dalle reazioni della gente, perché se nessuno fa niente, sono tutti d'accordo, verrà imposto. Se invece magari, che ne so, un 60%, un 50% della popolazione è contraria, allora è difficile che lo impongano, perché poi potrebbero succedere del disordine. Il punto è questo. Allora, essendo una cosa che obbedisce ovviamente a una pura logica di profitto, perché di questo si tratta essenzialmente, perché il vaccino lo fa chi lo fa? Big Pharma che fa? Lo vende. Quindi è molto semplice, non c'è molto da girarci intorno. Di conseguenza che succede? Succede che alla fine dei conti uno dice vende il vaccino, la nazione compra il vaccino, poi che lo somministri o meno sono cavoli suoi, ma la dose l'ha comprata e quindi ma è quello che è già successo, è successo gli altri anni, perché sono stati acquistati quantità importanti di vaccini che poi non sono mai stati utilizzati. Sì, certo, io cioè per quello che penso io non sono favorevole in generale, perché comunque vabbè, è un discorso lunghissimo. Sì, però, per carità. ti dico che io non sono favorevole perché ho avuto modo di informarmi e di capire che, ma in generale, non solo su questo. Certo. Poi nessuno mette in dubbio l'importanza storica dei vaccini, eccetera. No, per carità, ma quello non... No, ma il problema è che se tu dici che sei contro un vaccino, poi ti viene rinfacciato che molte malattie sono state debellate perché sono stati fatti i vaccini, e questo nessuno lo mette in dubbio, però... Assolutamente. Noi siamo per l'uso responsabile dei vaccini, che è un altro discorso. Bisogna farne un uso consapevole e che sia effettivamente necessario per intervenire su una malattia che è effettivamente così grave da non poter essere curata altrimenti, che è molto diverso, perché se tu per esempio del Covid scopri che ci sono terapie che possono curare la malattia senza ricorrere a un vaccino, allora dici vanno bene le terapie, non c'è bisogno di ricorrere a un vaccino. Sì, no, questo è chiaro, ma anche per il fatto che abbiamo già detto che comunque il vaccino anti-influenzale non è infallibile, nel senso che quindi sarebbe anche inutile, anche perché adesso il pretesto è quello di
anche adesso il vaccino contro il Covid non esiste ancora, si sta sperimentando, non si sa dove, non ci sono i malati. Queste sono cose che dicono stessi loro che stanno sperimentando. Una notizia di qualche giorno fa che forse vanno in Sud America. Sì. Non trovano malati qua, perché non ne trovano malati conclamati, lo vogliono sperimentare in Sud America dove dicono che il numero di malati è più alto. Grazie, Esatto, allora. quindi figurati. Ma anche adesso stanno spingendo anche sul vaccino antinfluenzale normale, in modo che adesso quando verrà l'autunno, quindi comunque Prevedono secondo loro che ci sarà la famosa seconda ondata. Sì, per fare in modo che di annullare subito la possibilità che chi ha fatto il vaccino si sia ammalato di influenza, per cui se ti viene la febbre a 38 sicuramente c'è il Covid, e anche questa non è corretto. È fondamentalmente una fesseria. Che per quello che abbiamo detto prima, che uno può farsi il vaccino e poi può ammalarsi lo stesso. Nessun fondamento scientifico valido su questa teoria, per cui è semplicemente una scusa per spacciare un vaccino che altrimenti sarebbe largamente invenduto, perché di quello si tratta fondamentalmente. Segui i soldi, più o meno arriverai alla situazione. Poi ci sono individui particolarmente fanatici come il famoso Bill Gates, che vogliono spingersi oltre per arrivare a chissà quale iniziativa secondo lui di rinnovamento sociale, ma quelle sono cose già più grandi, ecco. Noi seguiamo i soldi. Io sarei più per la libertà di scelta, chi se lo vuole fare se lo faccia. Esatto. Però non rompete le scatole a chi non vuole farlo. Sì, infatti, fondamentalmente è quello. Purtroppo è questo che non succede. Romperanno le scatole a chi non vuole farlo. Romperanno le scatole e noi dovremmo impegnarci per evitare che questo accada, tutto qua. Perché allora, per tornare al discorso che hai fatto, all'inizio del discorso che hai fatto, sì, magari ti dicono, ok, se non fai il vaccino non puoi prenderti un aereo, non puoi magari fare determinati lavori, però se lo fai, che succede alla tua salute? Chi ti garantisce? Un conto è un viaggio in aereo, un conto è la tua vita. Cosa devi scegliere? Chiaro, certo, poi ognuno valuterà. Poi spero che non succeda questo. No, perché un conto è la mia. Spero di non essere messi davanti a questa scelta. Nemmeno io, per carità, spero tanto di no, perché però sai, bisogna anche immaginare il famoso worst case scenario, lo scenario peggiore, ma vabbè, ma forse non è questo, vediamo, forse non è il nostro caso. Comunque, caro Igor, allora, diamo altro spazio alla musica perché ne vale la pena, dai, un altro bel pezzone. Sì, l'ultimo pezzo che ho scritto sull'argomento Covid si intitola Terapia intensiva. Proprio, ma il pezzo fu così mirato nel titolo, ecco. Perché terapia intensiva? Ma no, il testo non riguarda, cioè anzi non sfiora neanche quell'argomento, però parla, anche questo è una fotografia di quello che io ho visto intorno a me durante il periodo della quarantena, e quindi è quasi riflette un po' anche quello che era il mio punto di vista. Certo. Critico naturalmente, meno ironico di quello che abbiamo fatto con i Panchillonis, però descrive la società in cui stiamo vivendo, che è pronta ad accettare tutto quello che le viene imposto. Poi ho parlato un po' anche della situazione delle forze dell'ordine, che magari hanno esagerato un po'. Un tantino. Delle persone che stanno, quella tristissima scena delle persone in fila fuori dai supermercati con le mascherine, tutti distanziati, con i guanti. Ho parlato un po' di quell'argomento, poi l'ho chiamato terapie intensive perché era un titolo che secondo me forte, rappresenta il periodo, sì. E soprattutto perché al periodo in cui l'ho fatto uscire già le terapie intensive stavano già calando. Sì, è vero. E quindi anche quella è una provocazione. Maggio-giugno, vero? Sì, forse un po' prima, però stavano già certo. già calando, per cui mi sembrava uno spiraglio di luce, no? Quindi un titolo che ricordasse la situazione, però che comunque secondo il mio modo di vedere era quello che doveva mettere fine infatti poi non ho scritto altro, almeno la mia esperienza artistica con questo argomento. Non penso che poi ne scriverò altri. Avevo anche deciso di non trattare più l'argomento, però anche perché bene o male la situazione mi sembrava
più tranquilla, però poi alla fine, ultimamente, soprattutto dopo Ferragosto, hanno iniziato di nuovo a bombardare, a martellare, per cui ho capito che è difficile, cioè è meglio non abbassare troppo la guardia, per niente. E quindi stare sempre vigili, attenti, centrati e non addormentarsi. Per cui certo che no, se ci sarà bisogno scriverò anche qualche altro pezzo. Certo che no, assolutamente. Perfetto, allora andiamo ad ascoltare sto pezzo. Terapie intensive, meditate gente, meditate, assolutamente. Igor Lampis con noi, torniamo per il prossimo blocco. Che per dovere, nascoste dai terrazzi, ti gridano un tore, coglione tu ci ammazzi. Se poi passeggi strada senza mascherina, reclamano l'esercito e la disciplina. Sindaci vigliacchi, creature senza palle, ambiscono una pacca sulle spalle. Non sono mai vicini ai cittadini, con slogan che li trattano da cretini. Giornalisti infami diffondono il terrore, state chiusi in casa se no la gente muore. Cantanti allineati, nessuno che protesta, li vedi sui balconi che fan festa, mentre la gente sta in fila, guardinga è preoccupata e non si accorge che sta perdendo sempre più libertà, mentre sta in fila a distanza, coscienza addormentata, convinti di esserne il giusto e qualcun altro li condannerà. Che abusano con molta profusione, mi spiace se nel torto in ogni situazione. Se poi vieni pestato non c'è nulla di male, uno stato di emergenza è normale. Se pensi sia diverso agisci con le censure, perché il pensiero unico non vuole seccature. Non siete prigionieri, qui vige libertà e vi diciamo noi la verità, mentre la gente sta in fila, guardinga è preoccupata e non si accorge che sta perdendo sempre più libertà, mentre sta in fila a distanza, coscienza addormentata, convinti di esserne il giusto e qualcun altro li condannerà. E rieccoci qua, è un mio vizio porco, rieccoci qua, devo togliermi questo vizio, che palle. Terapie intensive, allora, una puntata bellissima, scatola della mente bar rock, c'è di tutto un po', c'è letteratura, c'è musica e ci sono tante idee, quelle belle, anticonformiste, contrastanti, critiche pirate che piacciono a noi, di Radioascolto Live, con un ospitone, un nostro vecchio amico Igor Lampis, Travipaz e Panchillonis. Ci stiamo dando dentro la grande, non ci farete tacere nella maniera più assoluta, mai. Questa è una radio libera e lo resterà, cazzo se lo resterà, ci mancherebbe altro. Ho speso 9 anni della mia vita per cercare di portare avanti, sto spendendo tuttora, che spese per cercare di portare avanti questo progetto e di lasciarlo libero e mantenerlo libero. E ora più che mai è necessaria la libertà di espressione. Assolutamente. Quindi, sono d'accordo. Per quanto piccola sia la realtà, comunque deve restare libera. Sono d'accordo. Ma torniamo a noi, caro sì. Igor. Allora, terapia intensiva. Infatti mi hai anticipato che c'è una collaborazione in questo pezzo che va menzionata, assolutamente. Sì. In questo pezzo io ho scritto il testo e ho fatto la musica, mentre tutto l'arrangiamento è stato fatto da un mio amico, si chiama Fabio Marras, l'ex bassista dei Panchillonis sino al 2006 forse. Ok. Sì, quindi lui ha curato tutti gli arrangiamenti, ha suonato tutti gli strumenti che ci sono nel pezzo, tranne la chitarra che ho suonato io. Ah, però, bravo. Sì, è un bel pezzo rock, diciamo. Una di quelle cose che hai voluto fare nella mia vita, imparare a suonare gli strumenti musicali. Gli ha dato un'impronta al rock, molto, ha un bel tiro, quindi mi piace molto il pezzo. Molto bello, sono soddisfatto, bello il risultato, sono soddisfatto che siete soddisfatti, ecco. Molto bello. Bene, Igor. Una cosa importante. Prego.
anche il video, perché Certo. stesso il video è fatto da un mio amico che si chiama Tixi Boy, anche lui era una vecchia conoscenza dei Panchilloni, si curava le registrazioni dei live, le interviste eccetera, ci ha seguito per un buon periodo, anche lui sino ai primi a metà del 2000-2005 forse. Ho capito. Il video è un video di animazione molto, molto interessante, con tante citazioni, opere d'arte, anche agli anni '80, quindi consiglio di vederlo. Se figli amanti degli anni '80, tipo noi per esempio, quindi, Assolutamente. che siamo cresciuti. Vabbè, va visto, assolutamente sì. Ok Igor, allora, intanto dobbiamo menzionare il lavoro del Cenacolo di Ares perché sta andando avanti, i progetti stanno andando avanti, Sì. le pubblicazioni purtroppo no perché questo periodo sciagurato. Allora, sì, no, è vero, in questo periodo abbiamo fermato la pubblicazione, soprattutto perché poi non ci sarebbe stata la possibilità di promuovere, quindi di fare le presentazioni dal vivo, che è la cosa a cui noi teniamo di più. Certo. Adesso a settembre inizieremo anche con le presentazioni, per cui riprenderemo anche con la pubblicazione dei nuovi libri. Bene. Ma abbiamo appena pubblicato un CD che fa parte della collana dei nuovi cantacronache. Bene, Questo benissimo. è il sesto volume di Mirel Saffa e Chloe Maxwell. I testi sono di Beppe Chierici e le musiche di Doc Pipus, che insieme a noi collaborano ai nuovi cantacronache. Benissimo, quindi è una gran bella cosa. Uscirà ufficialmente il 4 settembre su tutti i canali in formato digitale, quindi su tutti i canali online, Spotify, poi cosa c'è, YouTube, comunque si può trovare Le ovunque, piattaforme, tutte tutte le le piattaforme. piattaforme digitali, poi anche in formato fisico, quindi il CD distribuito da Audio Globe. Bene, molto Si bene. può acquistare nel sito, o comunque nei siti online, nei negozi online, oppure anche ordinare nelle librerie. Perfetto. Questo. Di tutto un po', magnifico. Come sta Ivo Murgia? Ivo Murgia sta benissimo, Bene. infatti ecco, il 12 appunto inizieremo con le presentazioni, dove lui presenterà il suo libro Nell'anno del maiale, ambientato in Cina, che lui ha scritto dopo un suo viaggio in Cina. E quindi presenteremo quel libro che era stato pubblicato a fine dell'anno scorso, poi è stato presentato pochissimo perché non c'è stata la possibilità di presentarlo. Quindi Lo chiameremo in radio puntualmente perché deve venire qua a parlare del suo anno in Cina, perché la Cina in questo momento è un tantino nell'occhio del ciclone, quindi Sì. direi che sarà interessante per la testimonianza. libro molto di- interessante. Certo, non vedo l'ora perché sarà veramente interessante come testimonianza, perché ci aiuterà a capire molte cose del pianeta Cina. Sì, Ivo sì. l'ha vissuto, quindi ci aiuterà parecchio, perché no? Sarà veramente interessante, come interessante aver ascoltato oggi Igor. Igor, sai perfettamente che troverai sempre un bastione della libera parola dove poter venire a esprimerti senza problemi, lo sai benissimo. Molto volentieri, Quale che sarà tornerò. l'idea che tu vuoi esprimere, qua troverai sempre spazio e la possibilità di essere Bene, libero. bene. Libero, Sono contento. libero, assolutamente sì. Questa è la scatola della mente, oggi puntata musicale con diciamo, una specie di ibrido con Rocal. Ci fa piacere ogni tanto riesumare la nostra vecchia trasmissione delle band locali, ci piacerebbe anche farla ripartire alla grande, sarà interessante magari, chissà, in questo autunno riprendere un po' di vecchi contatti con le band locali di tutti i generi, perché vorremmo far tornare a galla la nostra origine, diciamo così, un pochettino e dare comunque un po' di compagnia a Meta Live, che è attualmente l'unica rubrica veramente musicale che c'era di ascolto live. Ma ci stiamo lavorando, perché no? Igor, ti ringrazio. Grazie a Tieni te. duro e mi raccomando, teniamoci in contatto, così parleremo e continueremo a confrontarci sull'argomento. Non abbassiamo la guardia, perché è fondamentale, quale che sia lo sviluppo di questa situazione, dovremmo tenerlo d'occhio e parlarne qua. Ne parliamo qua, vieni qua, parlane tranquillamente quando vuoi. Molto Quale che volentieri. sia il tuo desiderio di spaccare qualcosa, vieni qua. Magari non spaccarmi lo studio, che abbiamo appena messo il phon assorbente nuovo che funziona, quindi magari, però spacca tutto il resto e qua potrai Ok. spaccare quanto vorrai. Perfetto. Questa era la scatola della mente, oggi puntata diciamo così un po' rockal, però ne valsa la pena. Con noi Stravipazzi, Igor Lampis. Continuate a seguirci su Spreaker, i nostri podcast sono lì,
continuate a seguirci su YouTube, i nostri video saranno là, continuate a seguirci su Facebook, i nostri aggiornamenti saranno l'altro là. Perfetto, alla prossima puntata, continuiamo così, continuate così, seguiteci, Scatola della mente e Radioascolto Live. Alla prossima puntata. Bruciate la mascherina.